Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia, i principali titoli di questa mattina. In merito al video diffuso da Matteo Salvini sulla presenza della giudice apostolico in una manifestazione pro migranti dell'agosto del 2018 svoltasi al porto di Catania, la questura etnea ha precisato che non è presente negli atti ufficiali. Il presidente della regione Schifani, durante un seminario organizzato dalla Fondazione Bellisario, ha fatto sapere di voler donare alla fondazione stessa un bene confiscato alla mafia per creare un centro per donne vittime di violenza. Un anziano di 87 anni è precipitato dalla finestra della casa di riposo nella quale alloggiava a Palermo. Nulla da fare per l'uomo che è morto sul colpo. La polizia adesso indaga sulle cause dell'incidente. Un 44enne è stato arrestato da Drano in provincia di Catania per maltrattamenti in famiglia. L'uomo avrebbe picchiato la moglie davanti alla figlia minorenne che ha allertato le forze dell'ordine. Nuovo colpo per la banda del Bancomat di Palermo. Un nuovo ordigno è stato infatti fatto esplodere vicino ad un distributore di contanti. È il quarto episodio in poche settimane. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.